Maria ha dedicato la sua vita a compiere la volontà del Padre. È il cuore della festa della presentazione della Vergine al Tempio, sottolineato dal Vescovo nella messa presieduta stamani all'Istituto di Via dell'Educandato. Una dedizione totale a Dio, ha spiegato, che oggi gli uomini sono chiamati ad imitare. Da una parte l'impegno a seguire la volontà del Signore, che è sempre per il bene assoluto, dall'altra pensare alla propria vita come una vocazione. Pensiamo normalmente alla vocazione a uno stato di vita particolare. La vocazione al sacerdozio, la vocazione alla vita consacrata. No, noi dobbiamo invece pensare che la vita di tutti noi è rispondere a Dio che ci chiama a vivere l'amore secondo il suo progetto. È vocazione ogni impostazione di vita. Vivere la vocazione vuol dire fare in modo che la nostra vita non sia semplicemente organizzata o progettata da noi, ma in un dialogo continuo con il Padre che sta nei cieli. Provate a fare in modo che la vostra vita diventi un dialogo con il Signore. Durante la celebrazione il pensiero è andato a Suor Giuditta Perdighe, scomparsa pochi giorni fa, e alla 93enne Suor Benedetta Bagnone, che proprio oggi festeggia 70 anni di professione religiosa. Tante persone hanno assistito alla messa, segno di affetto verso le suore della presentazione. Oggi è un'attività, quella educativa, che prosegue. Educativa che prosegue, abbiamo il micronido, la sezione primavera e la scuola materna. Siamo contenti perché abbiamo abbastanza bambini. La gente di Sesti Levante vi vuole bene? Almeno penso di sì, prima eravamo maestre pie e ci chiamano ancora gli anziani le maestre pie, poi dopo il Concilio Vaticano II hanno pensato bene di mettere suore della presentazione di Maria Santissima al Tempio.